Seconda corsa, una prova per i puledri di 2 anni, che sono prossimi al via. Giselle MG, Ghibli De Greppi, Glucosio Fil, Gradisca Daghi, Giulietta Jet, Galaxy Horse, Gigante, Jovi F, Grey Goose, Giorgina, Geb, ST, Glamour, Gar. Macchina che stacca. Problemi per il 6 e il 12, Galaxy Horse e Glamour Gar. Macchina che se ne va con veloce Giulietta Jet che prende la testa, sbagliato Gradisca Daghi. Numero 4, Seconda Gradisca posizione Daghi, per squalificato. Giselle AMG, la terza per Glucosio Phil, poi il 7 di Gigante, all'esterno rimane Giorgina, più indietro l'11 Numero di Geb 12, ST. Glamour Gar, squalificato. 200 in 15 Numero e 4. 9, Grey Goose, squalificato. Davanti alle tribune guida Giulietta Jet che precede Giselle AMG, la terza posizione per Glucosio Phil, poi Gigante, ancora Giorgina, quindi Geb ST e poi il rimesso Galaxy Horse. 39 per i primi 400 di corsa, si va sulla curva di destra ormai completata, con Giulietta Jet che continua all'avanguardia. 47,7 i primi 600 metri di corsa. Andrea Farolfi che ovviamente cerca di accorciare la distanza con questi puledri con poche corse in carriera, e passa i primi 800 metri in 1,4 sul piede dell'1,20 al chilometro. Giulietta Jet, Giselle MG, Glucosio Phil, Gigante. Muove all'esterno Giorgina sulla curva di sinistra, quella che porta al chilometro. La prima mossa è quella di Giorgina e nel contempo sta muovendo anche Giselle MG che sembra volersi spostare dalla scia di Giulietta Jet e dà un po' il via alla corsa. Dopo 1 chilometro in 1,20 e mezzo c'è l'attacco da parte di Giselle MG a Giulietta Jet. In progressione Roberto Vecchione prova a portare la sua allieva sulla testa, replica bene per il momento Giulietta Jet, mentre sbaglia Geb ST. 15-1 per Numero la curva 11, di destra, Geb in ST, vantaggio squalificato. sempre Giulietta Jet. Giselle MG rinnova gli attacchi, poi Glucosio Phil e quindi Giorgina, ancora Gigante. La retta opposta alle tribune con Gisella MG che spara il parziale e sopravanza Giulietta Jet all'imbocco della piegata conclusiva. Il miglio sul piede dell'1,18 e mezzo, insiste Gisella MG che tende a passare su Giulietta Jet che prova una strenua difesa, poi ancora Glucosio Phil e Giorgina all'ingresso della dirittura d'arrivo. Gisella MG è in chiarissima evidenza, Giselle AMG che da seguita al gioco conferma le attese, vince bene, corre bene al secondo posto Giorgina, al terzo finisce Glucosio Phil. 32,2 ad arrivare, 1,18,9. Giselle AMG, Roberto Vecchione, il team Elert, Angela Affinito alla proprietà della figlia di Maharaja e Zara Kaf che vince al debutto. Bella nel modello, bella anche nello stile della vittoria. 400 metri severi all'attacco di Giulietta Jet per poi isolarsi nel finale. Corre bene Giorgina che finisce forte e coglie un bel secondo posto ad alta quota. Al terzo Glucosio Phil.